I risparmiatori sciocchi e creduloni? O la stampa locale non li ha informati? Leggi anche tu BPV Bugie Popolari Vicentine, il dossier che Giovanni Coviello ha consegnato alla Commissione d'inchiesta regionale sulle banche venete. BPV Bugie Popolari Vicentine, 180 pagine di fake news e inganni della banca. Ritira subito la tua copia nelle migliori edicole e librerie o vai sul sito shop.vicenzapiù.com, su Amazon o direttamente nella sede di Vicenza Più in strada Marosticana 3. Leggi BPV Bugie Popolari Vicentine per non farti ingannare mai più. Salve, e abbiamo finalmente la conferma, dopo 2 interviste dei 2 sottosegretari al Ministro dell'Economia e Finanze, Bitonci e Villarosa, che ci saranno ulteriori risorse per risarcire i risparmiatori traditi e che questo appartiene a un meccanismo di rotazione legato ai conti dormienti che hanno già una ampia disponibilità, tra quest'anno e l'anno 21 almeno 1 miliardo e 600 milioni e poi a seguire negli anni successivi si presume una ulteriore presenza di afflusso di ulteriori 200 milioni. Quindi un giorno importante, perché la legge 205 da queste dichiarazioni trova conferma e la legge 205 quindi va applicata immediatamente, perché è una legge vigente. Per applicare questa legge bisogna pubblicare il decreto di attuazione. Questo decreto deve uscire il 30 marzo e un governo imbelle come Gentiloni non ha avuto il coraggio di pubblicarla, ma purtroppo neanche il governo successivo, arrivato con gli strepiti di una grande attenzione ai risparmiatori, lo ha ancora pubblicato. Quindi oggi, 25 settembre, l'appello: mobilitiamoci perché venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di attuazione della legge 205. Il Codacons, con altre associazioni, ha presentato al Consiglio di Stato una denuncia, un esposto denuncia, che si chiama Brunetta, per una normativa fatta all'epoca dal ministro Brunetta, di obbligare l'autorità esecutiva alla pubblicazione di atti che sono un impegno verso i cittadini. Non è che la pubblica amministrazione può fare le leggi e poi ritardare a suo piacimento gli atti di attuazione. Quindi abbiamo fatto questa denuncia, sulla quale chiameremo sulle piazze e attraverso internet i cittadini, ma attraverso il gazebo, perché firmino la lettera al Ministro, al Premier, perché proceda all'immediata pubblicazione di un decreto che è già pronto e tra l'altro proprio grazie al direttore del Coviello di Vicenza Più, reso pubblico il 20 agosto, che dà un perimetro assolutamente soddisfacente al 90% delle istanze dei risparmiatori. Se c'è da migliorare, si migliori, ma intanto si procede ad attuare la legge esistente. Quindi mobilitazione per firmare una lettera al Ministro, al Primo Ministro e anche a Tria, di pubblicare il decreto. Seconda, mobilitiamo le persone perché nel contratto di governo tra Di Maio e Salvini c'è l'impegno di risarcire i risparmiatori, appunto un impegno secondo le leggi vigenti, e quindi anticipiamo a Salvini e a Di Maio, ai 2 vice premier, che qualora non fosse attuato il decreto, pubblicato il decreto di attuazione, li denunceremo per inadempimento contrattuale. Hanno preso, non è questo, badate, l'importanza dell'impegno tra Salvini e Di Maio nel contratto non è una promessa elettorale, non è una promessa politica, è un impegno contrattuale. Siccome se non attuano il decreto di attuazione, non lo pubblicano, sono inadempienti, noi li denunciamo. La terza e ultima mobilitazione è nei confronti della Regione e dei parlamentari veneti, perché il Veneto è l'epicentro di questa tragedia. Oramai il 55% del Veneto, di tutto il problema è Veneto, e la situazione di disagio, di emergenza, ogni giorno abbiamo telefonate di persone disperate che si facciano carico, i parlamentari e il Consiglio regionale, di essere in prima linea perché questo decreto di attuazione sia pubblicato. Non ci sono più tempo per parole,
per rinvii, per ammiccamenti. La gente si deve mobilitare e l'impegno mio delle associazioni che collaborano per Uniti per il Fondo è di portare a casa quanto prima il decreto di attuazione e lo porteremo a casa. C'era una volta il giornale, poi è arrivato il web. C'era una volta la TV, poi è arrivato lo streaming. C'era una volta Vicenza Più, ora c'è Vicenza Più Freedom Club. E carta, web e TV vivono insieme per una comunità. Con Vicenza Più Freedom Club, l'editore sei anche tu. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club.